Amici elettori, si avvicina il giorno fatidico dove decideremo il futuro del nostro caro paese. Infatti sabato e domenica prossimo 21 tutti quanti con la penna in mano per andare a votare il partito che deciderà le sorti della cara Italia. Vota il partito Radio Sboro, che siamo gli unici che mantiene le sue promesse, che non siamo mica dei fanfaroni come gli altri che si dà solo per scaldare le careghe. A tal proposito noi altri del partito abbiamo stilato una serie di punti, 10 punti, 7 punti, che deciderà come portare avanti le sorti. Punto 1. L'IMU. Basta. Vi promettiamo che gli altri caveremo via IMU, ICI, IVA e tutte tasse cassi varie affini dalla prima casa, eccetto le chiese no. Assolutamente, perché ne ha insegnato da piccolini, quando chi ne portava in chiesa, che la chiesa diventa la nostra seconda casa, e quindi è giusto che tutti quanti i parroci, che tutti i parroci pagano le tasse sulla seconda casa. Giusto. Punto numero 2. Il lavoro. Tosi, questa è una piaga molto importante e gli altri che abbiamo un programma veramente strutturato bene per il lavoro, che è fare tutto quanto in nero. Punto aprire un'attività a casa tua nel tuo garage, ti tiri fuori la macchinetta e il giorno dopo ti versi una bella ferramenta con fruttarolo o quello insomma, quello che più ti aggrada, tutto in nero. Come nero? E dopo come si fa per le tasse che abbiamo dato sui soldi per le opere pubbliche? E le tasse, perché il nostro programma si struttura molto bene e passiamo al punto numero 3. Punto numero 3. Le opere pubbliche. Giusto? Le opere pubbliche, noi altri abbiamo deciso che radiamo al suolo tutte le chiese. Tutte dalla prima all'ultima e fermo parchi giochi. Ma scusa, avevo detto che pagava l'IMU sulla chiesa. Che fermo pagare le tasse e dopo fuori tutti quanti. Giusto. Ben detto. Punto numero 4. Il problema della prostituzione. Che piaga, signori. Questa assolutamente. È una piaga molto importante. Va risolta subito. Gli altri riapriremo tutte le case chiuse. Inoltre tutte le signorine che vuoi lavorare per strada le dovrà emettere regolare fattura o ricevuta fiscale, così si paga le tasse. E cosa facciamo? Chiediamo per regolamentare, chiediamo un registratore di cassa? No, un registratore dei cassi. Il registratore dei cassi così facciamo tutto in regola e salta fuori anche i soldi dopo l'opera pubblica. Assolutamente sì, assolutamente sì. Punto numero 5. I rifiuti basta, che ne podemo, basta, siamo tutti stufi che abbiamo le calome dei rifiuti che le spulsa e dopo non si sa più come cazzo fare andare avanti. E allora noi altri abbiamo pensato che daremo in dote a tutte le famiglie un immigrato che clandestino assolutamente, che con la sua calma pian pianello farà su tutti i rifiuti e li farà fuori in qualche maniera come che decide lui sottoterra. Punto numero 6. L'immigrazione clandestina. L'abbiamo risolta con punto numero 5. Giusto, ecco, vedi, già fatto un punto velocissimi diretti. Bravi. Punto numero 7. Numero 7. Il sovraffollamento delle carceri. Abbiamo le carceri strapiene di balordi che non sappiamo più dove mettere. Allora noi abbiamo deciso che dal lunedì al venerdì ci abbiamo tutti i carcerati e li portiamo al Cagnano a Tor sulle Seole, che ormai non lo fa più nessuno, e allora mettiamo i carcerati a Tor sulle Seole. Con le manine. Invece il sabato facciamo opera socialmente utile che li diamo in dotazione ai supermercati per dare una mano alle vecchiotte che non riescono a portare la sporta della spesa a casa. E la domenica è quello che fa. Adesso non stiamo a parlare tutto dai, la domenica che cosa faranno anche. E allora popolo elettore, tutti pronti sabato e domenica con la penna in mano andare a dare il proprio voto e a portare in auge il nostro partito politico. Vota Radio Sboro, onestà, puttane, lavoro.